Abbiamo solo visto dei rottami sulla strada e una macchina in un fossato. Siamo arrivati intorno alle 6 più o meno e abbiamo solo accertato che avessero già avvisato un 118, un qualcuno e basta. È una scena infernale quella che si sono trovati davanti automobilisti e soccorritori poco prima delle 6 sulla Treviso Mare, all'altezza del distributore Vega in comune di Roncade. È qui che lo scooter guidato da Andrea Marcuccio, 46enne di Rovare di San Biagio di Callalta, è entrato in rotta di collisione con l'auto condotta da un 25enne dell'Est Europa, ma residente da tempo nel Trevigiano. Un impatto violentissimo con il calaltino sbalzato di diversi metri in un volo mortale, mentre il giovane portato al pronto soccorso del Cafoncello ha riportato ferite tutto sommato lievi. Sul posto il SUEM e la Polizia Stradale di Treviso, che fin da subito ha cercato di fare luce sulla dinamica, anche acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza dell'impianto. Di certo il 25enne si stava muovendo in direzione Meolo, come testimoniano i segni sull'asfalto, mentre resta da capire se Marcuccio stesse entrando nel distributore o uscendo. Non è quindi del tutto chiaro se sia stato un frontale o uno speronamento. A influire anche l'alta velocità della Peugeot, altro punto sul quale sono in corso approfondimenti. Aperto d'ufficio un fascicolo per omicidio stradale che consentirà di procedere con tutti gli accertamenti, compresi i test alcolemici già somministrati e in attesa di esito. Ma se da un lato c'è la ricostruzione di quei secondi fatali, dall'altro il dolore profondo di una famiglia e di un'intera comunità. Andrea Marcuccio era diretto al lavoro in un mobilificio di Roncade, lascia la moglie Valeria e 2 figli, entrambi minorenni. Siamo sotto shock, le uniche parole di una delle 4 cognate, Silvana, titolare di un negozio di parrucchiera a Rovare, subito chiuso per lutto come il vicino pub da 8, gestito sempre dalla famiglia. Marcuccio lascia anche una sorella, Simona, l'unica rimasta di una famiglia sfortunata. Solo pochi mesi fa è mancata la madre, nel 1999 la morte del fratello Mirko, sempre in un incidente stradale a Jesolo. Anche questo ci pone davvero delle serie domande e che dobbiamo, secondo me, anche proprio presentare al Signore, no? Don David ha incontrato i familiari in mattinata, di Andrea restituisce un ritratto autentico. Andrea era davvero un bravo papà, un bravo marito, è inserito nella nostra comunità, cioè perdiamo davvero una pietra importante, ecco, della nostra Chiesa. Non ci sono parole, è difficile esprimere parole per questi lutti che appaiono inspiegabili, non si riesce a trovare una ragione.